Buongiorno a Buongiorno. tutti da Ilaria E Adriana? di Sardegna Sacra on the road. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, appunto a ota di prova. Oggi stiamo utilizzando missioni in streaming temporanea anche con diversi in contemporanea su Regia. feedback per sapere se l'audio e il video si sentono bene, se vedete bene. Io lo so già che sono un pochino in ombra perché non volevamo togliervi il piacere di vedere la luce del sole che praticamente sta spuntando dietro le colline che stanno dietro di me, e quindi abbiamo provato con questa inquadratura. Questo, come vi abbiamo spiegato, è un progetto on the road, per cui soprattutto le dirette saranno fatte, diciamo, al momento, quindi trovando anche il punto dove sistemare i telefoni al momento. E stasera invece alle 20 vi ricordo che ci sarà la puntata 0 intera, quindi dalle 20 alle 20:30, e la potrete seguire sempre su tutti i nostri canali. Ma cosa faremo oggi? Allora, come avete capito, oggi siamo a Olbia per questa puntata 0 e stamattina visiteremo il nuraghe Kabu Abbas, conosciuto anche come Riumulino. È un nuraghe molto particolare, molto suggestivo, che sovrasta la città di Olbia, anche con un bellissimo panorama. Quindi vi racconteremo di questo nuraghe. E più tardi andremo invece a Golfo Aranci, dove visiteremo il pozzo sacro di Milis, che sicuramente molti di voi già conoscono. È uno dei pozzi sacri, non mi stancherò mai di dirlo, più belli della Sardegna. Quindi questo è il programma di oggi. Adriana, tutto a posto? Ti hanno dato feedback positivi? Positivo. Ci sta seguendo già qualcuno? Ok, perfetto. Mi raccomando, commentate, così poi appena finita la diretta vi possiamo rispondere nei commenti, ok? Vi ricordo appunto l'appuntamento alle 20 stasera, e soprattutto che il nostro progetto Sardegna Sacra on the road ufficialmente inizia il 1° febbraio. Quindi il primo febbraio noi ogni giorno seguiremo lo stesso palinsesto che metteremo in pratica oggi, ovvero la diretta alle 8 del mattino. All'ora di pranzo vi diremo un po' com'è andata tramite foto, e poi alle 20 avrete il video completo di tutta la giornata. Le giornate saranno tutte a sorpresa, non vi daremo alcuna anticipazione sulle tappe che visitiamo fino alla diretta delle 8 del mattino, dove allora saprete dove ci troviamo. Il progetto attualmente, l'itinerario è già praticamente quasi tutto concluso, abbiamo pochissimi spot liberi. Quindi comunque voi continuate, per chi è interessato a partecipare ai nostri video, quindi a mostrare le proprie attività di vario tipo, sia turistiche che anche in ambito produttivo, agricolo, artigianale, artistico. Se avete piacere a partecipare a uno dei vostri video, voi scriveteci, mandateci la vostra proposta, trovate il link all'articolo dove trovate anche il form da compilare per poter partecipare. Ovviamente, come vi abbiamo detto, l'itinerario praticamente è finito, noi abbiamo aperto le adesioni a dicembre per partecipare, per cui abbiamo pochissimi spazi liberi. Voi comunque provate a scriverci, non si sa mai, ci potrebbero essere dei cambi di programma. E soprattutto in ogni caso entriamo in contatto, perché poi speriamo che questo progetto possa avere successo, piacere, e quindi di poterlo anche riproporre più avanti, per cui se la vostra idea ci piace sicuramente
vi ricontatteremo, o comunque potrebbero nascere anche ulteriori collaborazioni. Per chi non conosce il progetto, questo è un progetto che ha come obiettivo quello del coinvolgimento di più persone e della partecipazione attiva, quindi noi vi racconteremo il nostro viaggio, ma non lo faremo soltanto con le nostre parole, con i nostri occhi, ma anche con quelle delle persone che incontreremo durante il viaggio, quindi vi faremo a loro stessi raccontare le loro storie per mostrarvi degli scorci di Sardegna vera, quindi fatta anche dalle persone vere che ci vivono, che ci lavorano o che magari vengono qua per lavoro, quindi uscendo da quell'immagine stereotipata e restituendo un'immagine più reale. Io adesso parlo come sempre e non mi sto rendendo conto dei tempi. Che ore sono? Sono le 8:10. 8:10, benissimo. Allora ragazzi, per questa diretta prova della puntata 0 da Olbia è tutto, e mi raccomando, se vi piace il nostro progetto, condividete questo video, mettete like, commentate, che in questo modo ci aiutate veramente tantissimo anche coi commenti, anche per sapere quello che apprezzate di più delle nostre idee, e quindi poter creare poi insieme qualcosa di ancora più bello. Quindi mi raccomando, commentate, condividete e soprattutto ci vediamo stasera alle 8. Ciao ragazzi!